Dopo lo sgombero per rischio crollo da cemento presunto depotenziato, i nuovi locali dell'IPIA fermi ad Agrigento, pronti a febbraio. Nel frattempo la Pantera ruggisce ancora nelle scuole. Daniela Spalanca. Nuovi locali per l'IPIA fermi di Agrigento a partire da febbraio. Dopo la chiusura dell'istituto a rischio crollo, dopo le polemiche per lo sgombero forzato e soprattutto per le incertezze sul futuro della scuola, adesso la vicenda sembra ad una svolta. Si è infatti tenuto un vertice tecnico-amministrativo alla provincia di Agrigento alla presenza del dirigente scolastico dell'IPIA Fermi Casalicchio, il vicepreside Costanza e il commissario dell'ente Infurnari, per capire in che termini e in che maniera si potrà utilizzare il centro di addestramento della zona ASI come sede dell'istituto professionale. Il commissario Infurnari ha rassicurato i vertici dell'istituto sulla tempistica delle opere di adeguamento, sottolineando che già lo scorso 18 novembre è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori, che dovrebbero concludersi entro 90 giorni. Una soluzione ormai vicina alla certezza di una struttura idonea per garantire le lezioni al Fermi, con locali adatti per lo svolgimento dell'attività scolastica di studenti e docenti. La provincia, ha assicurato Infurnari, si attiverà inoltre per garantire i collegamenti tra l'area industriale di Agrigento e il capoluogo. E intanto, per restare in tema di scuola, è iniziata, così come già preannunciato all'inizio dell'anno scolastico, la protesta studentesca nell'Agrigentino, occupato dagli studenti Liceo Classico Empedocle di Agrigento. Stop dunque alle lezioni. Non è escluso che anche altri istituti della provincia prendano la stessa decisione. E a partire dalle prossime ore non è escluso che le proteste si estendano a macchia d'olio. Tagli alla scuola e decreto del ministro Carrozza varato dal governo sul tavolo delle proteste.